sommare quanto ci ha detto Maria Grazia, ci ritroviamo con una sistematica violazione delle leggi da parte, da parte di chi le fa, degli amministratori legali e chi dovrebbe farle rispettare. Abbiamo degli enti locali che sono latitanti, la regione appunto neanche la troviamo costituita parte civile nel processo, neanche il Ministero dell'Ambiente, dice Bruno appunto. Abbiamo poi l'ente, diciamo, l'amministrazione che si dovrebbe occupare di monitorare i dati di inquinamento e soprattutto di farli sapere alla cittadinanza, cioè l'ARPA, che sospende e nasconde praticamente i dati, censura alcune indicazioni e utilizzano poi tutti quanti insieme dei trucchi come quello di mettere le centraline in località che sono meno, diciamo, meno esposte alle polveri sottili. Quella forza dell'azione popolare sta proprio in questo. Oggi i sindaci e i presidenti di provincia dovranno dire da che parte stanno, se dalla parte di chi tutela o vuole tutelare la salute e la qualità dell'ambiente oppure dalla parte di chi invece si è perlomeno disinteressato, se non più o meno con interesse, a quelli che erano i suoi doveri d'ufficio, così ha detto la Procura. Anche perché di fronte a questa nostra scelta di aver chiamato in causa provincia e comune si potrà anche per voi media avere una chiarezza, cioè in questi casi Maria Grazia Lucchiari, Franco Fois, gli altri compagni rappresenteranno non se stessi, rappresenteranno il comune di Vicenza, il comune di Venezia, cioè durante il fatto. Cosa vuol dire costituirsi parte civile? Vuol dire avere la possibilità di fare le domande ai testimoni e all'imputato durante il processo e significa anche poter arrivare alle conclusioni in cui, ad esempio, se si chiedono dei danni economici, un risarcimento del danno, in questo caso all'imputato che sarebbe l'assessore, quei soldi non andranno certo nelle tasche dei nostri compagni radicali, ma entreranno nelle tasche dei comuni e delle province. Questo per far comprendere il valore pubblico di questa iniziativa. Un vizio italiano, che è quello di cui sta morendo il nostro paese, cioè quello del non rispetto delle regole, di non dare valore alle leggi, che quando va a incidere su materie come quelle della salute pubblica, beh, a questo punto diventa di una gravità enorme. Non si tratta semplicemente di evadere le tasse, non si tratta semplicemente di non rispettare i divieti, ma si tratta di mettere le condizioni affinché accada, sotto alto profilo, quello che è accaduto nelle regioni del sud Italia. Nel sud hanno il problema dei rifiuti, che li renderà immangiabili magari le mozzarelle e altro. Qua il problema dell'aria è un problema che rende effettivamente, leggevo qua le dichiarazioni dell'ex direttore dell'ASL di Padova, di quanto effettivamente incide e sono aumentati in questi anni, beh, che la politica, destra, sinistra, lega, non lega, non si occupi di questo e non metta diciamo in scadenza un piano di intervento. Quello che noi chiediamo adesso, oltre diciamo alla esposizione da parte di sindaci e province, è che si venga a aprire una grande occasione di dibattito pubblico, anche attraverso i giornali, attraverso le televisioni, in cui gli amministratori del Veneto dicano quello che intendono fare per rimuovere l'emergenza smog